Benvenuti tifosi del Napoli. Se ami il Napoli con il cuore, lascia un like sul video così rimani sempre aggiornato con le ultime notizie del nostro club con il cuore. Vai al video. Il Napoli è meritatamente in testa alla classifica della Serie A. La squadra di Conte è stata rivitalizzata dopo il triste 10° posto dell'anno scorso e ora si gode la pausa dal primo posto. Il tecnico del Lecce lavorerà con i giocatori ancora disponibili a Castelvolturno per non perdere la migliore condizione fisica possibile e mantenere altissima la concentrazione in vista del ritorno in campo, il 20 ottobre, contro l'Empoli. Una trasferta difficile, che storicamente ha dato problemi al Napoli negli ultimi anni, anche con Spalletti. Per questo Conte è pienamente consapevole dei rischi che correrà, soprattutto dopo una pausa dalle nazionali in cui non ha potuto allenare l'intera squadra. Trappole che si nascondono dietro una lunga stagione e che i tifosi sperano possano portare soddisfazioni. Di Canio parla di Conte. Il giudizio sull'allenatore del Napoli fa discutere. Paolo Di Canio, ex calciatore e ora opinionista di Sky Sport, ha parlato del Napoli di Conte. Nel corso di un'intervista a Il Mattino ha elogiato il lavoro dell'allenatore del Lecce, ma allo stesso tempo lo ha criticato per un errore che ha detto di aver commesso. È nato per resuscitare squadroni dai morti. La tua storia lo dice. Conte è fatto per questo. È un nerd, uno che amo per come riesce a martellare le sue squadre. E questo potrebbe portare anche il Napoli a vincere lo scudetto. Lui è il primo. E con merito. È entrato nella testa dei giocatori, li ha motivati, è l'uomo forte che mancava, il martello, il vero erede di Trapattoni in Italia. Di Lorenzo, seppure ancora lontano dai livelli raggiunti con Spalletti, è cresciuto in pochi minuti. Mesi. Con Luciano tutti avevano sovraperformato e, l'anno scorso, tutti avevano sottoperformato. Adesso c'è Antonio. Il Napoli non ruba l'attenzione, non è bello esteticamente, ma non sembra voler distinguersi con idee bizzarre. Vince facendo cose semplici. Smettetela di gettare acqua sul fuoco dicendo che eravamo decimi o la storia della bicicletta. Ha speso molto quest'estate e ha preso chi voleva. Non ha bisogno di vincere lo scudetto, ma ha tutte le carte in regola per essere tra le prime 4, che credo sia il vero obiettivo di De Laurentiis. Qual è la tua opinione, fan? Sei d'accordo con le sue parole o no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.